L'altro ieri abbiamo convocato tutti i consorzi di bonifica della Sardegna, che ci avevano rappresentato ovviamente la necessità di assumere del personale, perché ci sono tantissimi consorzi, anzi tutti diciamo, che hanno necessità di assumere per svolgere un servizio migliore sia ai consorziati ma poi di riflesso a tutti i cittadini sardi, per cui abbiamo proposto una direttiva di riordino e anche una proposta diciamo più congrua alle necessità che ogni consorzio ha, perché sono tanti e diversi e ogni consorzio ha una base occupazionale diversa, per cui abbiamo cercato con questa direttiva di condividere con loro con determinati punti, condividere con loro le risultanze poi delle assunzioni che fino a ieri insomma non erano stati possibili perché mancava appunto una direttiva da parte dell'assessore. Per quanto riguarda gli avventizi abbiamo poi stilato una delibera di giunta e lì abbiamo insomma predisposto l'erogazione di 3 milioni di euro divisi ovviamente per tutti i consorzi con determinate scale di diversificazione, insomma adesso qui tecnicamente non sto a spiegare. Tra l'altro è stata già approvata, l'assessore alla programmazione ha dato già il parere positivo, per cui l'ho già caricata in giunta digitale e andrà in approvazione martedì, e questo consentirà ai consorzi di fare i concorsi per poter assumere nuovo personale, B potrà continuare al momento ad assumere a tempo determinato per massimo 6 mesi, ove ricorra ovviamente la necessità. Poi per quanto riguarda le stabilizzazioni, le problematiche sono diverse, molto farraginose dal punto di vista giuridico, per cui abbiamo necessità di un ulteriore periodo per verificare tutte le problematiche che ci sono nei vari consorzi, che sono insomma diverse e tutte importanti ovviamente.